Da destra Luca, Nala, la Cagnetta, Federica, Lorenzo, Paolo e Giorgio, che sono io. Il programma di oggi è di andare sulla cima del Monte Volaia. Da Tolmezzo, attraversata Villa Santina, prendiamo la Val Degano. Attraversiamo Rigolato fino ad arrivare a Forni a Voltri. A Forni prendiamo la strada per Collina. Da Collina la nostra escursione si svolge tutta su sentieri CAI 176 e 141. Il dislivello totale, compresi dei piccoli saliscendi, sarà di 1363 metri. La giornata è splendida, siamo tutti belli carichi e pronti per partire. Troviamo il sentiero CAI 176, partiamo da quota 1224. La prima parte del sentiero è nel sottobosco, per poi uscire presto su ampie radure verdi. Man mano che si sale la vegetazione si dirada. Sono i larici che da questa quota ormai hanno la preeminenza rispetto alle altre conifere. Da qui si vedono le anticime del Monte Canale. A quota 1814 superiamo l'antica casera Chianaletta. Facciamo una breve sosta a quota 1861. Sopra di noi il Sasso Nero che fa parte dei Monti di Volaia. Il sentiero sale ripido attraversando un bel prato. Sulla nostra sinistra cima un bladet. Nella valle sottostante vediamo il paese di Collina e il rifugio Tolazzi. Qui siamo già a quota 2140 circa. Da qui in poi le vedute sono veramente spettacolari. Si cammina praticamente col cellulare in mano, non risparmiando sia video che foto. Incrociamo il sentiero 176A che percorreremo durante il ritorno. La vecchia mulattiera si è ormai trasformata in un sentiero. Questa mulattiera è servita per la costruzione delle fortificazioni lungo la cresta. A quota 2350 raggiungiamo le vecchie fortificazioni poste sulla linea di confine con l'Austria, un confine che esiste attualmente. Entriamo nelle gallerie scavate a mano nella roccia. Qui sono evidenti i sacrifici che hanno dovuto compiere i nostri soldati. Il confine italo-austriaco corre in cresta su tutto il gruppo del Volaia. Qui le montagne fanno da spartiacque fra le due regioni, Friuli e Carinzia. Da qui la cima del Volaia ci appare lontana e irraggiungibile. In evidenza la cima del Volaia, il nostro obiettivo di oggi. Con questo video supereremo la soglia dei 40 sul canale. Nala è un po' infreddolita. Lo strapiombo sotto di noi ci fa correre un brivido lungo la schiena. Siamo talmente affascinati che vorremmo fermarci qui. Seguendo la catena montuosa si arriva fino al lago di Volaia per proseguire poi verso il Koljans, oggi coperto dalle nuvole. Su questo canale troverete un video precedente dedicato a un'escursione sul lago Volaia.
Ancora vecchie costruzioni di guerra che guardano verso il territorio austriaco. In questo tratto il sentiero non è ripido ma piuttosto esposto. Uno dei tratti più belli e impegnativi nella salita verso la vetta. Attraversiamo una cresta a quota 2370 circa. Ci siamo quasi, sopra di noi la cima. Vai, non passi. Ecco davanti a noi la croce di vetta. Obiettivo raggiunto, cima del Volaia, quota 2470. Il cibo di confine. Non può certamente mancare il selfie di rito. Beh, direi che queste immagini non hanno bisogno di commenti, valgono tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Oltre che ammirare il panorama, è ora di concederci una pausa pranzo. Siccome gli imprevisti non mancano mai, potete immaginare come ho fatto a mangiare la pasta fredda senza la forchetta? Ora pensiamo al rientro. Ci apprestiamo a scendere sullo stesso sentiero della salita, qui non ci sono alternative. A Nala fanno male le zampette, così Lorenzo decide di fare come il buon pastore, se lo porta in spalla. Sopra di noi appaiono come monumenti i resti della Prima Guerra Mondiale. Eccoci a quota 2060 sulla sella che porta verso cima Ombladet. Questo punto è raggiungibile anche partendo da Pierabek. Per la discesa prendiamo il sentiero CAI numero 141. Il sentiero poco frequentato si perde spesso nell'erba alta. Mentre scendiamo verso Casera Chiampeis passiamo accanto a un bel gregge di pecore. Verso le ore 17 raggiungiamo il nostro punto di partenza, il paese di Collina. Stanno le nuove in TV, si sempre no su YouTube. Fra che il poleare, iscriviti al canale.